Oggi primo giorno di scuola qui all'ITET Sciascia, tra l'altro lei inizia la sua avventura come dirigente scolastico, insomma tanta carne a fuoco, Preside. Finalmente ripartiamo con una giornata che si colora dei volti, degli sguardi dei ragazzi che stiamo accogliendo insieme ai genitori, perché pensiamo che tutti quanti, scuola, comunità scolastica, famiglie, alunni, oggi siamo chiamati a stringere un patto, ad incontrarci guardandoci negli occhi per stabilire in che modo costruire questo meraviglioso viaggio dei ragazzi in questa scuola e soprattutto per la loro crescita e nella loro vita. È un'aula magna finalmente ricca della presenza e della bellezza dei giovani, degli adolescenti. I docenti si sono spesi tantissimo per preparare le attività che fossero maggiormente coinvolgenti e che prestassero molta attenzione, ecco, alle emozioni dei ragazzi, ai loro sguardi che a volte chiedono di essere ascoltati e accuditi. Ecco, già si ritorna in presenza, no? Dopo tanti anni di Covid, insomma, di diverse restrizioni, e questo è già una bella cosa, almeno da quello che si comincia a vedere sul volto dei ragazzi. Il contatto fisico sicuramente ci aiuterà, il contatto, lo sguardo ci aiuterà a comprendere meglio le esigenze di studenti e studentesse. Stiamo creando tutte le condizioni che possano mitigare anche gli effetti del Covid. Impareremo anche quest'anno a ricucire quelle relazioni, quegli strappi e soprattutto a creare quei momenti di socialità che sono la base fondamentale per costruire qualsiasi rapporto di insegnamento-apprendimento. Una traccia sulla nuova didattica e su quello che lei vorrà inserire? Faremo un tesoro di ciò che abbiamo imparato negli anni della pandemia, con uno sguardo al nuovo, senza perdere di vista ciò che di bello, di buono, di importante la scuola ha già costruito. Una didattica che naturalmente metta al centro l'alunno e che si sappia mettere in ascolto delle sue situazioni di partenza, dei suoi bisogni, delle sue richieste di aiuto, senza con questo perdere di vista i traguardi in uscita, ciò che loro devono poter apprendere in termini di conoscenze, abilità e competenze per affrontare con responsabilità e professionalità il mondo degli adulti che li aspetta.